Il decreto crescita, che comprende anche il fondo salva imprese, è stato approvato ed è legge. Plaudo il comitato delle imprese creditrici della CMC in Sicilia, al lavoro nei cantieri stradali della 640 Agrigento Caltanissetta e della 121 Palermo Agrigento. Il comitato delle imprese creditrici afferma: ringraziamo tutte le forze politiche di governo e parlamentari, a partire da Lega e Movimento 5 Stelle, e anche le altre che trasversalmente hanno votato la norma, per aver accolto il nostro appello e avere con grande senso di responsabilità approvato il Fondo Salve Imprese all'interno del decreto crescita, convertito in legge dal Senato. E poi continuano: è un grande giorno per 120 imprese, per i 2500 lavoratori della Palermo Agrigento e dell'Agrigento Caltanissetta e della metropolitana di Catania. I lavori potranno presto ripartire e la Sicilia potrà finalmente beneficiare di queste fondamentali infrastrutture. Però continuano, non è finita qui. Chiediamo che il Ministero delle Infrastrutture ci convochi al più presto al tavolo tecnico per lavorare insieme alla definizione puntuale e celere dei decreti attuativi, affinché le procedure per i rimborsi partano entro l'estate. In più evidenziamo la necessità che il fondo venga rimpinguato fino al totale soddisfacimento dei nostri crediti e pertanto, concludono, chiediamo il massimo impegno di tutti perché sia lasciata aperta la porta ad eventuali cofinanziamenti da qualsiasi fonte siano disponibili.